Dovrebbe essere tutto pronto per la sesta corsa. Confronto per 4 anni sul doppio chilometro. 7 al via, 1 Explosive Jump LF, 2 Eloramo, 3 Elton Francis, 4 Esplosivo GSO, 5 Elva Jet, 6 Empireo, seconda linea, 7 Exelon Indal. Pronostico vede Empireo favorito, allievo di Giuseppe Manuel Pistone, resta su 2 vittorie consecutive. Macchina intanto che lascia andare i concorrenti con tentativo da parte di Elva Jet di assumere l'iniziativa. Elva Jet in poche battute va a condurre, all'esterno si presenta presto Empireo, a contatto rimane Explosive Jump LF. Empireo all'esterno passa in poco più di 200 metri su Elva Jet e conduce 14,8 per i primi 200. Terza posizione per Explosive Jump LF che precede Eloramo, ancora Exelon Indal e quindi Esplosivo GSO. Ha sbagliato invece in partenza Elton Francis. Se ne vanno 33 primi 400 di gara e i 600 vengono completati da Empireo in 46,8. La mossa, il tentativo di muovere da parte di Exelon Indal che avanza dopo 700 metri di gara, raggiunge in seconda posizione Elva Jet, intanto il mezzo miglio percorso in 1-2-2, al largo muove anche Explosive Jump LF che segue direttamente Exelon Indal. Cavalli a metà della piegata, con leader sempre Empireo, che fin qui ha potuto condurre a proprio piacimento sul percorso, completa in 1.18.1 i primi 1000 metri di gara. Seconda posizione per Elva Jet, all'esterno invece Exelon Indal con in schiena Explosive Jump LF, poi Eloramo che precede Esplosivo GSO. Parziale ancora tranquillo, 15-5 per il leader quando siamo all'attacco dell'ultimo giro. Exelon Indal al sediolo, al contatto rimane Elva Jet, al largo anche Explosive Jump LF. Cavalli a 500 dalla conclusione con il leader che ora cambia decisamente registro. Exelon Indal sempre al suo esterno. Explosive Jump che non riesce a progredire. Curva conclusiva affrontata nettamente al comando da Empireo. Empireo in netta evidenza a 250 dall'arrivo. Si trascina Elva Jet che ha in schiena Eloramo. Terza ruota per Explosive Jump, ultimi 100 metri di gara con Empireo che se ne va per proprio conto e viene a conquistare la terza vittoria consecutiva, mentre per il secondo posto sul palo è ancora il numero 5 Elva Jet che precede Explosive Jump LF all'esterno ed Eloramo all'interno. Il successo per Empireo. Manuel Pistone in sediolo, Giuseppe Pistone al training per conto del signor Giovanni De Romedi. Rivediamo il bel primo piano di Empireo alla terza consecutiva vittoria.